tuo nome e canterò della tua gloria. Io mi rallegrerò nell'eterno, il mio Dio. L'anima mia esulterà nella rocca eterna, poiché mi ha rivestito di salvezza e mi ha coperto con la giustizia sua, giustizia sua. La mia forza e la mia speranza sono in te. Sei la via, la verità e la vita. Ogni giorno entrerò nei tuoi cortili e loderò, e adorerò il tuo nome e canterò della tua gloria. La mia forza e la mia speranza sono in te. Sei la via, la verità e la vita. Ogni giorno entrerò nei tuoi cortili e loderò, e adorerò il tuo nome e canterò della tua gloria e loderò, e adorerò il tuo nome e canterò della tua gloria e canterò della tua gloria e canterò della tua gloria. Alleluia. Nel buio canterò, so che mi ascolterai, e mentre aspetterò, come l'aurora verrà. Chi temerò contro i nemici miei? Combatti al posto mio, nelle battaglie sei il solo scudo e Dio. Chi temerò? Io so chi mi difende e avanza insieme a me. L'armata del mio Dio è sempre accanto a me. Colui che è l'Eterno, migliore amico egli è. L'armata del mio Dio è sempre accanto a me. Non trovo forza in me, ma tu mi sosterrai. La mia salvezza in te per me trionferai. Chi temerò? Chi temerò?
so chi mi difende e avanza insieme a me. L'armata del mio Dio è sempre accanto a me. Colui che è l'Eterno, migliore amico egli è. L'armata del mio Dio è sempre accanto a me. Io so chi mi difende e avanza insieme a me. L'armata del mio Dio è sempre accanto a me. Colui che è l'Eterno, migliore amico egli è. L'armata del mio Dio è sempre accanto a me. L'armata del mio Dio è sempre accanto a me. Grazie Signore, perché tu sei colui che ci difende. Alleluia. Siamo qui per te. Muoviti fra noi. Quello che hai fatto già lo rifarai per noi. Se gridiamo a te, i morti vivono, niente è impossibile, la tua presenza è qui. Farai miracoli, noi crediamo in te, nella potenza del tuo nome, Gesù. Farai miracoli, noi crediamo in te, nella potenza del tuo nome, Gesù. Tu conosci già ciò che è dentro noi, nella prova basterà una parola tua. Farai miracoli, noi crediamo in te, nella potenza del tuo nome, Gesù. Farai miracoli, noi crediamo in te, nella potenza del tuo nome, Gesù. Vogliamo te, vieni e fai ciò che vuoi. Muoviti qui come solo tu puoi. Vogliamo
vogliamo te, vieni e fai ciò che vuoi. Muoviti qui come solo tu puoi. Vogliamo te, vieni e fai ciò che vuoi. Muoviti qui come solo tu puoi. Vogliamo te, vieni e fai ciò che vuoi. Muoviti qui come solo tu puoi. Farai miracoli, noi crediamo in te, nella potenza del tuo nome, Gesù. Farai miracoli, noi crediamo in te, nella potenza del tuo nome, Gesù. 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 Tutti i santi e gli angeli si prostrano a te, e gli anziani gettano le corone ai piedi tuoi, perché degno sei, Signore. Degno sei, Signore. Esiste tutto in te e tutto è per te. Tua è la gloria. Tutti i santi e gli angeli si prostrano a te, e gli anziani gettano le corone ai piedi tuoi, perché degno sei, Signore. Degno sei, Signore. Esiste tutto in te e tutto è per te. Tua è la gloria. Perché degno sei, Signore.
incenso, la lode a te. Salirà giorno e notte, la lode a te. Si offrirà come incenso, la lode a te. Salirà giorno e notte, la lode a te. Si offrirà come incenso, la lode a te. Perché degno sei, Signore, degno sei, Signore. Esiste tutto in te e tutto è per te. Tua è la gloria. Perché degno sei, Signore, degno sei, Signore. Esiste tutto in te e tutto è per te. Tua è la gloria. Bene, vogliamo chiamare il pastore Giorgio. Giorgio, vieni, sentiti libero. Tu sai che questa è casa tua, con Fiorenza. Fate, io non c'è bisogno che vi dico niente. Il microfono te l'hanno dato. Tutto a posto. Ti voglio bene. Queste sono cose nostre. Vuoi dire qualcosa? Abbiamo desiderato grandemente venire da voi per vedere i miracoli che il Signore sta facendo e vedere soprattutto la Deborah, perché abbiamo un rapporto d'affetto con lei, abbiamo saputo che il Signore l'ha toccata, l'ha guarita e volevamo vederla, non c'è niente da fare. E il Signore ha permesso questo. Voglio ringraziare il Signore per tutti voi. Continuate a pregare per noi, perché l'impegno che abbiamo è sempre più tosto, ma con l'aiuto di Dio si può ogni cosa. Grazie. Cara Chiesa, vi saluto anch'io. Ieri eravamo ospiti del pastore Davide Ravasio Cornuda e abbiamo così avuto la possibilità di unire le due cose e essere qui, se no davvero il primo weekend libero per noi, sono già stanco, è la prima domenica di dicembre. Per il resto cominciamo a girare per l'Italia e non lo diciamo per autoreferenziazione, ma perché possiate pregare. Saremo a ottobre a Valencia, ospiti dell'incontro europeo delle forze armate cristiane, ed è una cosa bellissima che abbiamo scoperto. Anche qui in Italia c'è un'associazione delle forze armate cristiane di cui il fratello capitano di vascello, adesso mi sfugge il nome, capo di Stato Maggiore della Marina, nella base NATO di Napoli, dove si trovano. E allora mi spiegava questo maresciallo di Cameri in provincia di Novara, che è un caro fratello e che ha organizzato questo incontro dove ci saranno diversi generali spagnoli cristiani che saranno presenti, ci saranno dei corsi di autodifesa, dei corsi di preparazione ad assistere chi ha spinti i suicidi, insomma sarà un lavoro bellissimo. Siamo solo 45 italiani già e basta, e quindi sarà anche questo una cosa molto bella. Sembra che dovevo anche battezzare al mare delle sorelle italiane,
Vabbè, ci siamo e facciamo anche questo. Sì, è bello, cari fratelli, trovarci, perché l'aspetto culturale, quello domenicale, è qualcosa di bello, perché ci sono i cantici, i nostri sorrisi, la nostra presenza, la musica, la lode e quant'altro, però io ritengo che più passano gli anni, più ci sia il gusto di potersi trovare e lavorare intorno alla parola di Dio. Questo lavoro non è soltanto da chi predica, ma da tutti voi, i vostri cuori, le vostre preghiere, la vostra attenzione, il lavoro che farete a casa domani, come tutti quanti lunedì, quando vi incontrerete con vostro marito e vostra moglie e dibatterete il culto della domenica. Giusto? Quasi. Perché è un bellissimo lavoro, no? Soprattutto per quello che è il testo di oggi, stimolerà sicuramente i vostri colloqui e i vostri pensieri di lunedì, mi auguro, non perché predico io, ma perché la parola mi spinge sempre di più. Sapete, dicevo l'altra sera, ieri, al pastore Davide della chiesa di Cornuda, che per voi no, ma per i pastori che crescono negli anni, tutto cambia anche nel sistema della predicazione, nella riflessione della parola di Dio. E tutto quello che cambia, poi cambia e si riflette anche in ciò che andremo a dire quest'oggi. Perché? Perché è vissuto, 52 sono gli anni per Fiorenza col Signore. È vecchissima col Signore, è giovanissima in senso di cronologia. Io gli vado dietro, no? Gli vado dietro e sono 49, però è evidente che una vita con il Signore di tanti anni, ma che ricchezza, e non perdo il tempo a raccontare la nostra vita, perché ognuno di voi alla fine potrà scrivere un libro bellissimo alla gloria del Signore per tutte le cose che fa. Però adesso vediamo che cosa vuol fare questa mattina, che è qualcosa di particolare, forse non sufficientemente comprensibile all'inizio, ma poi dopo, quando cercherò di spezzettare questo aspetto, perché ci riguardi ognuno di noi, per la nostra vita terrena. Siete d'accordo? Parliamo sempre che andremo col Signore, parliamo sempre che il Signore ci ha dato vita eterna, non vediamo l'ora di andare col Signore, diceva l'Apostolo Paolo, ma quest'oggi parliamo della nostra vita terrena, altrettanto preziosa, perché dobbiamo capire come è vissuta, come la viviamo, perché in funzione di come la viviamo, nella gioia, nella pace, nella felicità, o no? Marco capitolo 12, verso 28, uno degli scribi che gli aveva udito discutere, visto che gli aveva risposto bene, si avvicinò e gli domandò: qual è il più grande comandamento? Gesù rispose: il primo è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore, ama dunque il Signore con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza tua. Il secondo è questo: ama il tuo prossimo come te stesso. Non c'è nessun altro comandamento maggiore di questi. Ci troviamo davanti, cari fratelli e sorelle, ad una sintesi del Decalogo. Ci troviamo davanti ad una sintesi del Decalogo, che però mi ha colpito, perché adesso mi fermo, mi guardo i verbi, come sono coniugati al presente e al passato, mi fermo a spezzettare un po' le cose, perché queste cose le conosciamo, le leggiamo, quante volte le avremo lette, e allora, Signore, non hai più niente da dire. No, è importante. È importante perché questo amare il tuo prossimo come te stesso ci fa fermare un attimo, perché è talmente scontato, è talmente conosciuto, che potremo andare diritti, pronti ad amare il nostro prossimo. Io ricordo che quando mi sono convertito, la chiesa era una chiesa un po' catacombale, eravamo in 20, eccetera, a Verona, però erano tutti fiondati nell'amare il loro prossimo, uomini e donne che hanno incontrato il Signore, uomini e donne che hanno realizzato che davvero lo Spirito Santo è stato sparso nei nostri cuori per la grazia di Dio. E noi ci troviamo in una posizione benedetta. In altre parti c'è scritta: non è più, le cose vecchie sono passate, ora sono diventate nuove. E la nostra rigenerazione spirituale è importante. Il nostro incontro con il Signore, per chi non lo ha fatto, è risolutivo. Sottolineiamo la parola risolutivo, che poi la riprenderemo. È risolutivo, è un incontro che ci cambia la vita e ce la rende con uno scopo e ce la rende piena di gioia e di pace, cosa che forse non è un bene trattato ultimamente in questo secolo. Noi sì, per grazia di Dio, siamo gioiosi nella pace, perché il Signore ci ha rigenerati, ci ha fatti nascere di nuovo e ci siamo convertiti a Lui. Alleluia! E allora tutti quanti noi veronesi, 22, proiettati ad amare gli altri, andare nelle piazze, a portare gli opuscoli, andare a fare quello che si poteva fare negli anni 70, ma mi sono fermato un attimo. È vero, è un comandamento, è importante amare il nostro prossimo,
l'affermazione è basilare, ma poi ci aggiunge, non so perché, Signore, ce lo aggiungi, nel senso che poi ci dà la risposta, come noi stessi. Perché ci metti questa frase? Lasciami stare, devo amare il nostro prossimo, sono convertito e adesso devo amare tutto il mio prossimo, il Signore mi ha amato, perché mi dici come te stesso? Tanto è vero che poi lo riprende nel capitolo basilare di noi mariti, quando dobbiamo, nel capitolo 5 di Efesini, per brevità non lo vado a leggere ma lo cito perché ogni tanto lo citiamo, come corda a tre capi. Ama tua moglie come tua cugina. No, non sta scritto così. Ama tua moglie come te stesso. Sono dichiarazioni importanti e alle dichiarazioni importanti dobbiamo fermarci e dire che belle. No, che belle niente. Mi devi far comprendere, no? È un po' come quando sfidiamo i mariti a dire, sempre nello stesso capitolo, come devo amare Fiorenza, come devo amare il Signore e mia moglie, perché non lo so. L'amo con sentimenti umani, l'amo perché mi ricordo di quando mi sono sposato, non faccio nome in questo senso, ma la data di nascita, poi del matrimonio. No, come devo amare mia moglie? Ed è una risposta bellissima, cari mariti, che noi riceviamo dal Signore, ma che forse dimentichiamo troppo spesso. E dice, è arrivata di nuovo la risposta. Oltre che con un amore sacrificale, oltre come cura tenera e appassionata, ma come te stesso. È evidente allora che diamo per scontato che noi ci amiamo. Io non ho mai visto nessuno, se siamo in salute, che ci prendiamo a schiaffi o che mandiamo dal nostro capo comandamenti a cui il mio corpo non risponde oppure si ammala. No, noi ci amiamo e ci amiamo molto. Mamma mia, adesso entriamo nell'alveo di un egoismo bieco e crudo. Non è proprio così. Noi amiamo noi stessi, ma ci amiamo veramente, cari fratelli e sorelle. E ci fermiamo su questo perché è scontato amare il nostro prossimo. È troppo scontato amare il nostro prossimo, quando invece ricordo molto bene, in preda ad una depressione lunga 15 mesi, da dove non ne venivo fuori e mi sono convertito, forse qualcosa più di mentale che di cuore, ma c'è stato un aspetto molto importante, che i miei compagni di classe mi hanno detto: Giorgio, siamo stufi di vederti così. Ed è stata una cosa molto bella, perché alle volte, cari fratelli, nelle nostre difficoltà dobbiamo, attenzione alla parolaccia, dobbiamo farci amare. Alle volte noi pastori abbiamo difficoltà, tu dici ma sono qua per questo, ad amare il nostro prossimo perché il nostro prossimo non si fa amare. E quella notte ho detto sì Signore, sì ragazzi, ho bisogno, devo venirne fuori dopo 15 mesi di depressione, non ne posso più, preghiamo per te. E quel giorno io mi sono lasciato amare e quel giorno il Signore mi ha guarito. Dobbiamo imparare a farci amare e nelle curve della nostra vita e nelle difficoltà delle nostre solitudini, se si avvicina l'uomo di Dio, la donna di Dio, il messaggero di Dio, e facciamoci amare. Sì, sono carta bagnata, non ce la faccio, e allora resti così o vogliamo farci amare? Ed è lì che inizia un po' la considerazione, ma amiamo noi stessi, abbiamo l'umiltà di chiedere, attenzione, il gesto, l'ho detto sempre in tutte le chiese e nella nostra pure, aiuto. Sapete, questo gesto, questo grido è la denuncia che io voglio farmi amare, perché sono in difficoltà, non tiro dritto perché tanto c'è il Signore, e su questo assolutamente non neghiamo niente. Ma nelle curve strette della nostra vita possiamo avere bisogno di aiuto? O tiriamo dritti perché siamo autosufficienti? No, fatti amare. Ama te stesso. Ed è questo il primo risvolto che volevo sottolineare. Ma ce ne sono ancora altri su questa parola, dove ama te stesso. Sapete, la risposta potrebbe essere frettolosa, ma certo che mi amo. Qual è l'impossibilità che io nasco e mi prendo a sberle, a pizzicotti? No, non è così. Noi dobbiamo prendere in considerazione questa mattina davvero se siamo sinceri, onesti nei nostri riguardi e di vedere quanto ci amiamo. Quindi prendere questo aspetto, questa sfida del capitolo, di questi versi del capitolo 12 Marco, come vederci da un altro punto di vista. Io mi sposto e non vedo più il pastore, vedo Rachele. Ma evidentemente il punto di vista mi può cambiare, perché la vita del pastore è una cosa, la vita di Rachele è un'altra, e allora comincio a dire, parlo di Rachele con lui, parlo così, no?
E vedo che parlo di Rachele con lui ed è un punto di vista fra me e lui di Rachele, ma quando mi sposto e vedo solo Rachele, allora il mio punto di vista cambia, ma anche fisicamente, no? I miei occhi non sono più sul pastore e su quello che dialoghiamo di quanto è brutta e cattiva Rachele, ma questo che abbiamo fatto tutti i giorni, ma abbiamo un bellissimo rapporto con sua sorella da tanti anni, per cui siamo quasi di famiglia. Capite? E questa mattina dovremo essere così onesti, di spostarci e dire: ma quanto mi sto amando, Signore? Proiettato dal fatto che dopo c'è scritto come il tuo prossimo. Per amare noi stessi dobbiamo essere così sinceri di ascoltare il battito della nostra vita in questo luglio 2023, in questo anno 2023. Essere così bravi e sinceri, alle volte dobbiamo fermarci tutti, i pastori in testa che corrono di qua, di là, di giù, dove abbiamo bisogno, ne parlavo ieri anche con Pastore Davide, di fermarci in certi momenti e di farci questa richiesta. Perché stiamo amando il prossimo, lo stiamo amando dal punto di vista ministeriale, lo state amando dal punto di vista fraterno, e corriamo e ci impegniamo e quant'altro, ma poi ci fermiamo, mi sto amando? Io ho 3 spie nella mia vita, la prima si annuncia rossa e la seconda mia moglie mi guarda e dice: fermati, se no vai in burnout. Ed è questo amare noi stessi. E cominciare a dire, come diceva il pastore, comincio a dire di no a tanti impegni, perché devo salvaguardare il mio ministero, la mia salute. Altrettanto voi, per altre ragioni, iniziamo a entrare nell'amare noi stessi. Vero, cari? Nella nostra società ormai tutto è frenetico, tutto è corsa, anche gli aspetti ministeriali sono corsa, le stesse chiese, auguriamoci, sono in corsa per evangelizzare, per portare il messaggio, c'è talmente tanta tenebra e corriamo, ma dimentichiamo alle volte che per amare noi stessi, per dare un messaggio di qualità a chi ci aspetta, a chi è solo, a chi è in disperazione, dobbiamo essere noi stessi di qualità. Noi stessi siamo stati con Dio, e se siamo stati con Dio e possiamo dare un messaggio di qualità ed essere con il nostro buon deposito accumulato negli anni, pronti per dare aiuto e amare il nostro prossimo. Capite che l'equazione sta diventando sì il nostro prossimo, ma anche noi stessi. La domanda che sorge ripetitiva, se amo me stesso, non è così scontata. Avete mai fatto caso che a un certo punto alcuni personaggi importanti della vita biblica entrano nel deserto? Wow! Ora non lo vedete come il deserto della prova, il deserto della solitudine, ma il deserto del silenzio. Capita spesso a noi, un po' come ministero della porta a 3 capi, un po' perché alle volte i mariti non sono così bravi come dovrebbero essere e si scontrano con le mie visioni di pastore e di coach, e allora cominciamo a fermare tutto. E diciamo ai mariti di entrare nell'alveo del silenzio e cominciare a capire se stanno amando loro stessi, prima ancora di amare le loro mogli. E amare noi stessi prevede un certo tipo di esercizio mentale e di volontà. Ecco perché stiamo andando avanti su questo spunto. Amare noi stessi prevede una decisione ferma e irrevocabile di trovare strumenti che ci possano dire: sì, Signore, faccio l'egoista per un periodo di tempo, nel senso che mi dedico a me stesso e a te. Molto spesso nelle chiese i problemi più grossi dei pastori sono avere a che fare con persone non soluzionate. Ma sono credenti, sono nati di nuovo, magari sono stati battezzati, ma non sono soluzionati. E quindi mi si portano all'interno delle chiese, non spaventatevi, una zavorra che nessuno di noi merita. E questa zavorra è per il fatto che non hanno saputo decidere di amare loro stessi attraverso strumenti che il Signore ci ha dato per essere uomini e donne soluzionati e andare a parlare al nostro prossimo. Ma non possiamo farlo se trasciniamo, come per me era successo nella mia depressione, se trasciniamo pesi che non lasciamo al Signore. Se trasciniamo pesi dove noi non vogliamo mollare e ci riteniamo caldi, non ci stiamo amando, non possiamo andare a ottemperare il secondo comandamento così prezioso. Cosa vado a dire al mio prossimo se sono ancora legato e se ho ancora a catene? Dove invece con uno sforzo d'amore, di volontà, aiuto, voglio soluzionarmi, voglio liberarmi perché il mio prossimo mi aspetta. Ma diversamente non combiniamo niente, dobbiamo amarci. Dobbiamo prenderci cura di noi stessi. Ecco un'altra frase molto importante. Prendere cura di noi stessi
Fratello, sorella, lo stai facendo o sei fiondato nell'evangelizzazione? Perfetta, benedetta. Stai prendendo cura di te stesso? E qui è ovvio che sta a cuore un aspetto, io ho composto una dispensa, niente di universitario, attenzione, una parolaccia che questa, il culto personale. Questo meraviglioso incontro con il Signore. Si parlava di mariti in difficoltà ad amare le mogli, si parlava di mogli in difficoltà ad amare i mariti. Il nemico della nostra anima può fare anche questo. Ma quella stanzetta che parla in Matteo 6,6, il Signore Gesù che dice vai in quella stanzetta, perché là ci sono anch'io. Io l'ho tradotta in un rapporto, quello fra me e Dio, fra voi e Dio, in una relazione d'amore. Altrimenti andiamo in chiesa, torniamo a casa, guardiamo il fuori del calendario, finisce lì. Il rapporto con Dio è una relazione d'amore, diversamente mi stufo, mi stanco, vi parla un ex cattolico, con tutto il rispetto per la Chiesa cattolica, dove c'è soltanto un rito, una frase, il sacerdote che gestisce il tutto. No, io voglio avere una relazione d'amore, amen. Se non hai una relazione d'amore, cura te stesso. Non ti spaventare se tutta la Chiesa va a evangelizzare e tu rimani con il tuo Signore. Sto facendo un esempio, perché devo andare anch'io a portare cose preziose, ma se prima io non sono prezioso, se non sono soluzionato, se ho problemi della mia vita, traumi e quanto altro ci portiamo dietro, aiuto, prima cosa, seconda cosa, entro in quella stanza e comincio a parlare con Dio. Mi organizzo il mio culto personale. È vitale per tutti i membri di Chiesa, per tutti quanti i cristiani che non lo fanno, perché oggi c'è ore 7, bambini a scuola, bollette, questo, quest'altro, alla sera, stanchi, stufi, eccetera, impegni, qualsiasi genere, e dicevamo sempre, no? Ma tu ti ricordi quando avevi l'appuntamento con la tua fidanzata? Sì o no? Qualcuno si avrà sposato, c'era avuto una fidanzata per sposarsi. Quanta attesa, non vedevi l'ora. E poi quando ci si trovava, ci si ascoltava, ci si vedeva negli occhi. Io non vedevo l'ora che arrivava, perché sei morosi una volta, io a Vicenza, a Verona, lei era a Vicenza, al giovedì, al sabato e alla domenica la vedevo, quindi era dura, no? Eppure non vedevo l'ora di incontrarla, di dialogare con lei, di accarezzarla, di comunicare i miei pesi, le mie gioie e altrettanto. È questa la vita per chi è fidanzato e innamorato, giusto? Poi passano gli anni, ci si sposa, non si capisce perché tutto questo non accade. Cessiamo l'esempio e parliamo della nostra relazione d'amore con il Signore. Ma lo sapete che in quella stanzetta, Giorgio, però ci aspettavamo, no, dico, è il Signore, Giorgio, è il Signore. Mi avevi detto che per le 7 eri qua. Ah no, ma è vero, c'avevi da portare a scuola i bambini e poi c'avevi il problema delle bollette e poi c'era l'avvocato che ti aspettava. Vabbè dai, domani ci vediamo lo stesso, per forza. Siamo padre e figlio, abbiamo un momento così intimo fra di noi, secondo giorno ciccia, sono stanco, sono stufo. Ma in quella stanzetta il Signore ti sta aspettando sempre, comunque tutti quanti i giorni, per formarti, affinché tu ti possa aiutare ad amare. Che bellezza! In quella stanza non vado soltanto a fare l'elenco della spesa, Signore intervieni su questo, ma sto con Lui, parlo con Lui, dialogo con Lui, la sua parola piano piano mi forma. E tutte quelle mogli che vengono a vedere quei mariti che escono da quella stanzetta, un quarto d'ora, 20 minuti, un'ora, come potrebbero vederci? Mio marito è stato con Dio e non potrà mai generare conflitti con me, non potrà mai trattarmi male, perché non si può fare così quando si sta con Dio. Giorno per giorno però, perché io non ho interrotto la mia relazione d'amore da 48 anni, posso qua, vero? La mia relazione d'amore da 48 anni con Fiorenza, perché l'anno scorso è stato un po' così, perché l'anno prossimo sarà cosà, è bellissimo. La mia relazione cresce ogni volta, non c'è più la Fiorenza degli anni 70, c'è tutt'altra roba, ma perché è cresciuta, mi sono voluto bene, ho cercato di volermi bene come marito per amare lei, offrire una, scusate la parolona moderna, ma è vera, una leadership di servizio, perché il Signore è venuto per servire o per essere servito? E allora noi vogliamo servire le mogli, ma non sappiamo come dobbiamo imparare. E dove lo impariamo? In quella stanzetta. Appuntamento d'amore. Ma se l'appuntamento d'amore è tutta un'altra cosa, mi tocca andare a pregare nella mia stanzetta. Eh sì, oggi non sono mica andato, mi tocca. No, non è questione di budget che ti punti. No, è una cosa bellissima. Là ti vuoi bene, là ti formi.
Là cresce il tuo buon deposito. Il volersi bene è prepararsi alle sfide che il Signore ci dà su questo mondo di tenebre per dire: pastore, io ci sono, perché il mio buon deposito è pronto per offrire amore e semi di qualità a chi è nelle tenebre. Ma mi devo preparare prima, devo liberarmi dalle mie catene, devo liberarmi dai miei traumi, perché allora sono pronto per andare. Diversamente ama te stesso e sii egoista e comincia a entrare in un percorso di disciplina. Capita che i pastori, anche se sono in pensione, poi rimangono sempre pastori. E incappiamo in situazioni dove c'è una sorella napoletana, è bellissima perché quando si arrabbia mi parla in napoletano, io mi godo perché quando ero sotto le Alpi avevo napoletani e baresi per cui so impattare, quando mi mandavano a quel paese di napoletano sapevo già cosa mi dicevano. Questa sorella napoletana è in difficoltà, no? Guarda caso per delusione d'amore, voi donne su questo soffrite moltissimo, eccetera, forse anche noi mariti, uomini. E ha chiesto di essere formata, di essere... Allora io gli ho preso questo esempio: ma tu sei a Napoli ci sta la scuola militare, l'Accademia Militare Aeronautica a Pozzuoli. Bene, iscriviti all'Accademia Militare del Signore, iscriviti per equipaggiarti, iscriviti per diventare una donna di Dio, e l'Accademia Militare è questo che fa, ti equipaggia, è severa, ti dà disciplina, e questo piace al Signore perché vuoi diventare discepolo. E dopo ho preso lo spunto perché è l'Accademia Aeronautica, e dopo, cara Giovanna, ti insegnerà a volare. Volare perché ti sei presa cura di te stessa, volare perché ti sei fermata in quella war room, volare perché hai capito che il tuo rapporto con il Signore è un rapporto d'amore, non è un rapporto religioso. E se è un rapporto d'amore, prendete l'esempio che vi ho fatto prima del fidanzato, della fidanzata, ma io non vedo l'ora. È capitato con un marito recentemente, sbarellato da una parte, criticato dalla moglie, stava perdendo la sua identità, ma si stava amando? No. Non c'era il suo culto personale, non c'era nessuna volontà di avere un rapporto d'amore, un appuntamento d'amore con il Signore. L'ho aiutato a volersi bene. E dopo 2 o 3 settimane la cosa prosegue, ci vediamo in Zoom meeting. Beh, come va? Mi zittisce, non faccio neanche tempo di dire come stai. Dice: pastore, è tutto nuovo per me. L'altro giorno non mi sono accorto, sono rimasto 1 ora e mezza col Signore. È vero che aveva un'attività brillante, no? E dice, poi arriva la moglie, perché abbiamo un rapporto prima con lui, poi di coppia, e la moglie dice: ma lo sai che mio marito è cambiato? Wow! Impariamo ad amare noi stessi, perché poi saremo preziosi per il nostro prossimo, per nostra moglie, per nostro marito. C'è questa realtà, è vero. Vi do alcuni suggerimenti: prenditi dei momenti, almeno durante la giornata, allontanarti da tutto. Spegnete i telefoni, spegnete qualsiasi cosa, trovate il silenzio e rimanete con Dio. Domani parlatene come coppie, parlate con i singoli e rimanete con Dio, quel tempo necessario che voi scegliete, perché lo scegliete voi. Il Signore è sempre presente. 10 minuti, va bene Giorgio, 10 minuti. Magari se fosse 15 sarebbe meglio, ma l'appetito viene mangiando, e l'esperienza mi dico che alle volte dopo 1 ora non ti accorgi neanche, devo scappare, mi ero dimenticato, ma sono stato con Dio. Quante volte io facevo mezzanotte a Vicenza con lei, perché non riuscivo a lasciarla per tornare a casa. È vero o no? La realtà è proprio questa: prenditi del tempo e stai con Dio, perché il mondo, il nemico della nostra anima ti dice: ma dai che ci sono le bollette, ci sono i figli, c'è la scuola, c'è un sacco di... dai, muoviti, sono le 7, va bene. Allora a me risulta che Gesù Cristo qualche cosa ha sacrificato per noi. Allora quando arriva il punto del prenditi cura di te stesso, non è che per caso anziché alle 7 ti svegli alle 6:30, famiglia silenziosa, figli ancora a letto, ti prendi la tua stanzetta, magari anche la moglie sta dormendo, e ti dedichi quella mezz'ora di sonno che hai sacrificato per formare e amare te stesso. Fai una decisione importante. Mezz'ora prima, sì, ma guarda il vantaggio, moltiplicata per 365 giorni. Io dico a certi mariti: ma cosa sarete nel 2024? Uomini di Dio, sarete uomini che benediranno la propria famiglia, sarete guide spirituali, ma è evidente che si devono amare, devono frequentare il Signore stesso. Secondo suggerimento: prenditi la tua Bibbia e comincia a lavorarci sopra. Sto facendo Salmi, poi passo a Lamentazioni. Ma che cosa stai facendo? Preparati un programma di lettura tranquillo, continuativo, non saltare di qua e di là.
e comincia a lavorarci sopra. Fai parlare il Signore in quel momento, il tuo bel pennarello giallo, scusate, sottolinea le cose che ti ha detto il Signore, tornaci sopra, lavoraci, sono 3 capitoli al giorno, fanne 3, ma falli bene, guarda i verbi, guarda quello che ti vuol dire, se è un insegnamento, una riprensione, goditi, io voglio che tu ti diverti con il Signore, con la parola. Mi tocca lesere ancora 3 capitoli. No, così, divertiamoci in quello che il Signore ci vuol dire, edifichiamoci, è una tavola imbandita quando io mi lascio alla porta dietro e sono entrato nella mia war room. Ve lo voglio descrivere perché è la realtà che molti credenti non vivono. Ecco perché sono tristi, sono un po' sbattuti di qua e di là o vanno su e giù. Godiamoci questa relazione d'amore. Terzo consiglio, sei in armonia con Dio? Forse devi risolvere qualche questione con Lui. Questione mai risolta e troppo tempo rimandata. E le tue risposte possono fare la differenza. Perché lì, in quel momento, in quella stanzetta che il Signore ti dice sì, vabbè, ho capito, c'è quella cosa lì fra me e quel fratello, fra me e mia moglie, però sai com'è fatta lei, eccetera, eccetera. Gli devi andare a chiedere perdono. No, ma guarda che è lei che però si comporta in una maniera, io la capisco, gli devi andare a chiedere perdono. A prescindere. Sì, però gli chiedo perdono se poi lei si comporterà bene. E il Signore dice, perché io ti dico così tutte le volte che perdoni? Esco e vado a chiedergli perdono, vado a confessare il mio peccato, lo chiamo per nome e glielo vado a dire, perché il Signore in quel momento mi ha parlato che è inutile che io faccia tanto il bravo marito e vado in chiesa col sorriso sulla fronte, se poi non gli ho chiesto perdono e gli ho fatto del male con le mie parole, con i miei gesti, e la cosa si trascina chissà da quanto tempo, perché quella cosa là non l'abbiamo soluzionata, ma in quella stanza il Signore dirà, è inutile che mi giri intorno, preghiamo per la chiesa perseguitata, preghiamo per questa... Devi pregare perché devi chiedere perdono a tua moglie. Sì, però è una cosa che ci pensa. No, tu fai finta di niente, il giorno dopo ti incontri con il Signore, come sei messo col perdono a tua moglie? Vabbè, ma allora, ed è così che funziona il prendersi cura di noi stessi. Amen? Un altro suggerimento importante. Devi prendere qualche decisione che faccia bene a te stesso. Siamo nell'alveo di curare noi stessi. Devi prendere qualche decisione che faccia bene a te stesso. Lascia che il Signore ti indichi, come io vi ho suggerito il culto personale, il momento di stare con Dio, il momento di fermarci, di fermare il mondo, visto che poi noi quando siamo al culto o quando siamo in freno noi, il Signore viene per la prima, il Signore prende il primo posto nella nostra vita, alleluia, ho capito, poi dopo il primo posto ce l'ha l'iPhone, ce l'ha i social, ce l'ha questo, ce l'ha quell'altro, la partita a calcetto, e il Signore il primo posto lo urliamo solo perché siamo insieme e siamo entusiasti. No. Se Fiorenza viene al secondo posto dopo il Signore, Fiorenza viene al secondo posto, poi vengono gli altri. Punto. Questa è la graduatoria dell'importanza nella vita di ogni uomo e di ogni donna, ok? E con tutte le responsabilità che vengono, però è così. Allora, c'è una decisione da prendere importante con il Signore, prendila. Io non so il tipo di vita che stai facendo, non so che tipo di decisioni hai preso con il Signore, non so se ti stai amando, non so se stai prendendo cura di te stesso, al di là di quello che può essere tutte le attività di chiesa, dove ci sei dentro, eccetera, eccetera. Ma questo è un aspetto importante. Perché credete, pandemia, coronavirus, 2-3 anni, 70%, 30% delle chiese mondiali sono sparite. Come mai? Tutti quanti presenti in chiesa, tutti che cantavano, che facevano, poi arriva che non ti trovano, ti chiudono le chiese, non ci sono più pastori, ci sono i morti sotto casa, non puoi più fare niente, stai in casa e cosa fai? Ti smarrisci, con gente che vedeva che tornava il Signore dalla mattina alla sera dentro le case, dai cammini, dei ricordi, ti smarrisci, paura di tutto. Come mai che il 70% ha tenuto botta, detto in Veneto, è rimasto in piedi? Perché ha curato il buon deposito dell'Apostolo Paolo di cui parla con Timoteo, e perché per giorno in quella stanza si sta creando il buon deposito. Chi sta con Dio cambia, chi parla con Dio cambia, chi ascolta la sua parola cambia, e cambia perché il Signore vuole che diventiamo Suoi discepoli, non soltanto figli, gente che segue il Maestro da vicino, gente che dice vieni con me che ti porto all'avventura, e ne sappiamo qualcosa noi, che ci troviamo adesso a non capire più, dicevo, ci vorrebbero altri 20 anni della nostra vita per completare tutti i nostri sogni. Ma è il Signore, godiamoci l'avventura con il Signore, cominciando dal fatto che vogliamo amare noi stessi, prepariamo noi stessi alla guerra,
ma dobbiamo farlo. È bello questo Salmo 46, verso 10, perché è ghigliottina, è attuale per la nostra vita del XXI secolo. Fermatevi e considerate che io sono Dio. È bellissimo. Sapete, quando si sentiva magari durante la pandemia con i fratelli, c'era la possibilità, lo sapete anche voi, no? E un altro bellissimo passaggio che il Signore ci ha aiutato ad amare noi stessi e alla nostra età è stato proprio questo. Non so se voi l'avete presente, ma è importante per la nostra vita, dove ci aiuta il Signore per amare noi stessi, il Salmo 90, verso 12, che voi sapete a memoria, e io lo cito invece leggendolo. Insegnaci dunque a contare bene i nostri giorni per acquistare un cuore saggio. E i nostri giorni sono quelli di una buona relazione con il Signore. I nostri giorni sono contati, ma noi non sappiamo come. Ma insegnaci a passarli bene. La cara sorella, moglie di un pastore che conosciamo, abbiamo saputo che aveva problemi di salute abbastanza seri. L'abbiamo contattata e lei ci ha detto: siamo andati in ospedale perché aveva una colica. E sembrava che fossero calcoli, eccetera. È tornata a casa, tumore al pancreas. Giovane, quanto avrà? 50 anni, amore? Di più? Vabbè. Sentiste il suo audio di come risponde nel figlio di Dio davanti al fatto che il verdetto potrebbe essere breve, tumore al pancreas. Ok. Vita bellissima, servizio, missione, chiesa, questo e quest'altro. Poi ci dimentichiamo che siamo polvere, ci dimentichiamo che dobbiamo tornare al Signore, ci dimentichiamo che la nostra vita, secondo quello che dice, può finire a 30 anni, a 40, a 50, a 100, però è così. Allora, quella donna, nelle sue risposte, aveva accumulato un buon deposito, una serie di ore con il Signore per amare se stessa, che ha prodotto questo. Anziché disperazione c'era: io non so quanti giorni mi lascia vivere il Signore, ma sono nella pace e nella serenità. Non è da tutti, quando vai dal medico e ti dice: qui non abbiamo un calcolo, abbiamo un tumore al pancreas. Vedete come tutto questo è stato generato da una situazione dove ognuno, come lei, si è preso cura di se stesso, si è formata, si è equipaggiata, e poi davanti alla sentenza, Dio la possa guarire sicuramente, ha risposto: io sono sua figlia, sono in pace, nonostante che non so quanti giorni avrò di vita. Altro che panico, altro che... Il Signore in quei giorni a me a Fiorenza ha dato questo verso per sostegno di 1 anno e passa di solitudine. Tu insegnaci dunque a contare bene i nostri giorni per acquistare un cuore saggio. Non sappiamo quanti sono, ma quelli che ho li voglio passare con una buona relazione con il Signore, chiedendo aiuto quando ne ho bisogno e lavorando su me stesso ogni volta che nelle fasi della mia vita ho qualcosa di non soluzionato. Perché io voglio offrire alla mia Chiesa una persona soluzionata, niente catene, niente zavorre, ma libero per poter amare il mio prossimo. Ci siamo arrivati, bellissimo. Ma non possiamo amare il nostro prossimo se non passiamo davanti a dire: Signore, è vero, ti devo dare delle risposte e continuo a rimandarle. Signore, è vero, non sto perdonando perché sono preso dal mio orgoglio. Signore, è vero, sono sì e no che conosco dove sta il Vangelo di Giovanni e basta. Signore, è vero, quell'appuntamento d'amore, perché questa è la nostra fede, cari fratelli e sorelle, lo sto disertando chissà da quanti mesi, anni, oppure ho dato soltanto... Prova a fissare un appuntamento d'amore con il Signore, e questo appuntamento d'amore sia ricoperto dal verso bellissimo della famiglia Bosi che dice in Ebrei 10:36: poiché tu hai bisogno di costanza affinché, avendo fatta tutta la volontà di Dio, ottieni quello che ti è promesso. Allora a tutti quanti faccio stampare la 4, ve l'ho attaccata in cucina e in bagno, intanto ci passi, perché il fatto che io vada dentro in quella stanzetta, un giorno, è stato bellissimo, ha predicato domenica scorsa e io lunedì sono andato al Signore, è stato bellissimo. Ci sono tanti lunedì nella nostra vita, vero? Sono tremendi i lunedì nella nostra vita. E allora hai bisogno di costanza. Costanza nell'amare il Signore come uomo innamorato, come donna innamorata, come donna che ha una buona e felice relazione, dove si sta preparando per amare il prossimo. Però cura te stesso. Non avere paura di pensare che sia una traduzione egoistica quella che io ti ho proposto biblicamente, ma abbiamo bisogno di essere uomini e donne soluzionati, liberi, pronti per andare in missione Marostica, missione Veneto, non ha importanza, ma sono pronto.
ho passato del mio tempo con il Signore in quella stanza, sono pronto a essere un marito migliore, sono pronto a essere una moglie migliore, sono pronto ad essere un membro di chiesa migliore. Perché? Perché ho iniziato e continuo a amare me stesso. Il Signore vi possa benedire singolarmente e come chiesa, come sempre. Grazie ancora dell'invito. Me lo porto via. Alleluia. Quanto buono è il Signore. Amen. Dio ci ama. E proprio per questo amore che Lui ha per noi, Egli desidera che noi stiamo bene. Se non stiamo bene non possiamo amare. Sembra una parola scontata, no? Questo invece è stato un bel insegnamento, è vero o non è vero? Allora dobbiamo farne tesoro per questo messaggio, che ognuno di noi deve iniziare veramente ad amare se stesso. E dire: Signore, grazie perché Tu mi hai amato per primo. Dobbiamo imparare a perdonarci. Sapete, a volte ci portiamo delle cose del passato dietro, ogni volta il nemico ce le porta davanti. È vero o non è vero? Te le mette davanti su un piatto d'argento. Ma il Signore dice: è cancellato, è cancellato, è cancellato, perché il mio sangue ha cancellato questo, ma il nemico ce le porta davanti. E questa mattina vogliamo ringraziare il Signore. Grazie, Pastore Giorgio, per quello che ci hai dato, grazie per questa parola che sembra scontata, invece questa mattina è stato un insegnamento per ognuno di noi. Che ognuno faccia tesoro, andando a casa, possa riflettere. Quello che voglio dirti è questo, ed è vero. Noi abbiamo un tempo per stare nella nostra stanzetta, abbiamo un tempo affinché il Signore ci guarisca, abbiamo un tempo perché voglio dirti questo, te lo dico per esperienza. Quello che Dio ti dice in privato, personalmente, non lo potrai ricevere mai da nessuna scuola biblica. Te ne dice un sottoscritto che ha fatto la scuola biblica. Ma quello che Dio ti dice in privato, quello che Dio ti dice in quella cameretta, non lo potrai mai ricevere da nessun uomo. Sai perché? Perché nessun uomo ti conosce come Dio ti conosce. Dio conosce la portata del tuo fisico. Io no. A volte noi vogliamo strafare, a volte noi vogliamo, no? E poi dopo crolliamo. Ma il Signore dice: ti ho detto, dai a me i pesi. Porti a me i tuoi pesi. Amen. Non vuole che noi strafiamo niente. Quello che il Signore desidera è che noi ci apprezziamo per quello che siamo. Noi siamo figli di Dio. Ed è meraviglioso questo. Amen. Alziamoci e concludiamo in preghiera. Vogliamo ringraziare per questi cari, che il Signore continua a benedirli. Oramai non possiamo dire ospiti perché fanno parte, sono parte integrante della comunità di Marostica, sono tanto di prezioso, ma vogliamo pregare che il Signore possa continuarli a usare per la sua gloria. Amen. Inchiniamo il nostro capo. Grazie Padre, alla fine di questo culto il tuo Santo Spirito con molta semplicità ha parlato al nostro cuore. Grazie perché tu veramente sai essere semplici. Non usi paroloni, questa mattina ci hai detto con semplicità che tu desideri che ognuno di noi impariamo ad amarci. Perché imparando ad amarci noi possiamo amare gli altri. Signore, aiutaci, fa che possiamo apprezzare chi siamo in te, l'opera che tu hai compiuto nella nostra vita e soprattutto, Signore, insegnaci ad amare come tu ami. Insegnaci, Signore. Abbiamo bisogno di imparare, Signore, quest'amore che veramente è qualcosa di sovrannaturale, che non possiamo comprendere. Quando parliamo di compassione non sappiamo nemmeno il termine esatto di questa parola, Signore. E noi questa mattina vogliamo dirti, Signore, grazie per questo messaggio, grazie per Giorgio, grazie per Fiorenza, continua a benedirli, usarli per la tua gloria, dagli una doppia porzione del tuo Santo Spirito, che siano fortificati in te per viaggiare, per andare avanti, indietro, Signore, anche su Fiorenza questa mattina, guariscila, te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Buona domenica a tutti, il Signore ci benedica.